Allora, abbiamo chiuso ed guardate qua incomincia un po' la discesa forse. Incomincia un po' la discesa. Quello che si può fare adesso, vabbè chiudiamo qui il Plus, grazie per aver negoziato con il Plus, quello che si potrebbe fare adesso è investire, prendere il punto più alto per investire per la discesa. Mettiamo una ventina di euro, vediamo da adesso per esempio. No, è salito un po', vedete? Devo prenderlo un po' più alto. Vediamo. Qui è meglio non investire tanto, bisogna, ecco, comincia un po' a scendere. Eccolo di nuovo. Proviamo ad investire, no, aspettiamo ancora che salga per prendere un punto più alto, così continua la discesa e l'abbiamo preso punto di sicurezza. E quindi beh, questo l'ha preso, guardate quanto è salito, forse, oh, guardate qui, l'ha preso, quindi di nuovo si potrebbe investire per la discesa, guardate qui sta salendo, è salito, io investirei poco prima per la discesa adesso, ho investito altri 20, perché investo di più quando, insomma, preferisco prendere un punto più alto di questo. Per il momento l'ho preso appunto 1.21338 e adesso è 1.21343. Quindi è lì, è rischioso abbastanza. Qui mi sa che è tardato questo qui, vuol dire che ho qualche problemino con la connessione, infatti qua mi dice, quindi purtroppo qua non l'ho preso questo, ma forse anche se qui è sceso, qui ancora no, non penso che l'abbia preso, quindi prima di tutto devo fermarmi perché ho un problema di connessione, quindi è meglio che non faccia una cavolata e investo in un punto cieco. Qui sta salendo il grafico, quindi nel frattempo controlliamo qua. Bisognerebbe aspettare un po' perché il grafico, come vedete, tende un po' per la salita adesso, però in qualsiasi momento può continuare ad andare giù, come in questo momento penso. Anzi, mi preparo, devo prendermi gli altri 20 persi, nel frattempo qui controllo, non capisco perché non me lo apre. Cos'è questo? Quindi mi devo fermare un attimino. Eccomi, il problema persiste, non so, però mi dà che ho internet, quindi non penso che... Ah, adesso! Ai 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 ai. È rischioso, però ci sta, ci sta. Era rischioso poter investire, infatti dovevo aspettare un po'. Quello che si può fare adesso è aspettare che salga ancora un po' per investire per la discesa, come in questo momento. Io adesso per esempio investo in continuo per la discesa. Guardate che farò più di presto possibile. Non so neanche quanto non dovrei più avere niente. Guardate adesso cosa succederà per magia, diventeranno tutti verdi. 14, dai,
10, no, la metà di più voglio, 5, 3, 2, allora questo qui l'ho perso, va bene, sbaglio mio, devo prendere il punto più alto, infatti, sì, vabbè, questo qui l'avevo preso qua circa, no, no, circa qua l'avevo preso, ed anche questo qui, no, mi sa che gli altri tre li ho presi, quindi ho perso 300, no, quindi sono sotto di 80 mi sa. Vediamo che si aggiorna il sistema. Quello che posso fare è investire di nuovo per la discesa adesso in questo punto, investendo di nuovo ancora più presto possibile, adesso ed ancora, ecco, mi sa che non ho più niente, vediamo adesso come sta andando. Allora, al momento sono verdi tutti, dovrebbe incominciare a scendere pian piano, si vede là che c'è la scende un attimino, purtroppo quelli di prima li avevo presi in un punto non, ecco la discesa ci sta, guardate, ecco questo qui aspettava, anzi se avevo di più investivo tutto, ecco perfetto, preso anche questo, preso anche questo ed preso anche questo. Quello che si può fare qua è stare dietro a questo grafico ed quando si presenta una cosa così cominciare a investire per la discesa. Quindi sono a 973, continuiamo così. Rimarrà. Allora, aspettiamo ancora che salga. Possiamo riprendere un punto molto più alto, di sicuro, ed investendo molto in continuo. Vediamo che sta succedendo, è salito un po' però, ecco, forse ci siamo adesso, continuiamo un po', iniziamo con poco ovvio, e aspettiamo ancora, qua ci sarebbe una piccola tendenza per la salita, quindi aspettiamo di prendere il punto più alto, che diventa troppo rischioso, si può capire che qua guardate non è più come un grafico come il grafico di prima. Sì, vediamo il grafico di prima e facciamo un minuto semmai, guardate, vedete visto quanto è salito prima l'euro, adesso c'è la discesa. Si può capire anche da qua che continua a discendere, guardate com'è circa molto ripido questo, e quindi rimpiccioliamo il grafico ed rimettiamolo come era prima. Qua è rischioso adesso, è rischioso, metterei 10 euro per la discesa per cercare di capire a che punto, ecco, infatti appena messo è salito un po', quindi qui continua la discesa.
continua a scendere. Ecco, qui c'è una piccola salita, dovrebbe salire ancora un po' ed così posso investire di più, anzi fare un investimentino qua di 20, così cerchiamo di capire cosa sta succedendo. Vabbè, preso anche questo, per me sta andando bene anche questo. No, così, questo qui è diventato arancione, vuol dire che è salito un po', quindi posso prendere e investire di nuovo da questo punto. Ho preso questo punto per la discesa, per riprendere indietro, ovviamente se questo investimento non andrà bene, però continua, ha ripreso a scendere. Nel momento facciamo investimenti piccoli, vediamo 23 secondi più 40, quello che possiamo fare di nuovo è prendere il punto sempre più alto ed aspettare per vedere se prende anche questi qui, se non li prende investire di più per riprenderli indietro. Vediamo 5, va bene, l'ha preso, avevo messo qua 20 e 20, quindi quello che possiamo fare è aspettare, vedete che si è bloccato, quando si blocca il vuol dire che potrebbe esserci una salitina. Ok, preso anche questo. Io quello che posso fare qui è investire poco per la discesa, ovviamente, così abbiamo un punto di riferimento, ed ecco, è ripartito la discesa di nuovo. Si poteva investire un po' di più qua, però ovvio era un po' insicuro questo investimento perché poteva un po' salire, essere un po' fermo qua per dopo continuare la discesa. E vediamo, ecco di nuovo parte la discesa. Io sto cercando un punto buono, cavolo, per investire. Sono a 1.900 nel frattempo, con questo qui mi torno indietro 8,6, quindi sarò a 1.010 qualcosa. E allora, ecco, di nuovo c'è una piccola salita, aspettiamo sempre che salga almeno, ecco, perfetto, qui potrebbe andare anche bene, aumentiamo un po' la posta, una ventina di euro. Ecco, guardate che forse c'è la salita, nel frattempo diminuisco l'investimento ed investo adesso ed mi tengo pronto con 10 euro per riprendere indietro i 5 se non va bene. Lo prendo a questo punto, perfetto, ed investo un'altra volta a 20 euro e un punto un po' più alto perché è salito ancora un po'. Guarda che sta salendo adesso, è salito, quindi posso investire tranquillamente 100 euro per riprendere tutto il malloppone. È salito di nuovo, investo altri 100 euro, investo in continuo, ancora, di nuovo, tutto, è sceso un po', guardate, avete visto che è sceso un po', qui ho fatto 3-4 investimenti da 100 euro, vediamo come vanno a finire anche questi. Aspettiamo che comincia, scade il primo, questo qui è uscito 5, vabbè, guardate che il grafico è fermo lì. Ok, dai, pian piano sta scadendo, anche questi, qui avevo investito 5, 10, 20, ogni volta che saliva il grafico di prima aumentavo l'investimento. Qui 5 l'ha preso, questo qui da 100 l'ha preso, volevo dire, anche questo qui da 100 l'ha preso, anche questo qui 100 l'ha preso ed rimane questo qui ed l'ha preso anche questo. Perfetto, il grafico tende a discesa ed per il momento siamo a 1.325 euro. Ovvio che sarò dietro a questo grafico in continuo,
Io volevo dire che mi è arrivato il visto ed in qualsiasi momento in queste 2 settimane prevederò, insomma partirò, però in tutti gli email, scusatemi, in tutti i video su YouTube, prima di tutto bloccherò qualsiasi commento, perché ovviamente non posso essere sempre lì presente a rispondere a tutti, però lascerò sia il mio email se qualunque persona voglia contattarmi, dare informazioni, perché anche adesso sto cercando di fare non lo so, una finestra per le opzioni binarie SOS, quel sito che sempre pubblicizzo, il quale lì manderò tantissime informazioni giornaliere sull'andamento specialmente dell'Austria CAD, Austria canadese, la borsa, ed ovviamente anche, vabbè, di meno l'euro-dollaro ma di più le valute americane, e ovviamente fuori tutte le altre informazioni. Quindi non so, adesso non so come si potrà fare, ma manderò ogni giorno informazioni tramite questo sito opzioni binarie SOS, ed non è 100%, cioè stiamo ancora trattando come si può fare col software, cioè, quindi perché voglio mandare informazioni a tutti. Ovviamente potete avere anche informazioni quando uno si iscrive in vari siti, anche per esempio su Plus 500, dal momento che loro vogliono aiutare, cercano di aiutare mandando informazioni tramite, potremmo investire ancora, tramite brokers, così uno vede che ha aiuto anche da lì, ha informazioni, quindi lo può cominciare ad investire anche lì. Quindi più informazioni uno ha è meglio per gli investimenti che uno fa a pratica. Su YouTube, come ho detto, bloccherò i commenti, potete trovarmi sull'email che metterò, ed se volete potete provare anche il link sotto per Plus 500, tanto è gratis il demo, così vi fate un'idea su tutto, ed ovviamente su opzioni binarie SOS potete accedere a questo Virtual Office che ha tantissime informazioni che tuttora ribadisco perché mi è stato di grandissimo aiuto, perché sinceramente senza le opzioni binarie ero messo male, specialmente qui in Grecia, ed vedrò di fare altri video prima che parto, ed chiunque mi manda anche l'email posso mandare il mio Skype, però ovvio non potrò essere sempre attaccato a Skype, questo è ovvio, perché abbiamo anche, mi sa, sulle 12-13 ore di differenza, quindi mi sa che è indietro 12 ore di differenza, mi sa. Comunque, quindi sì. Spero che questi video tutorial vi possano aiutare ad investire, specialmente in 60 secondi, ma anche normalmente. È tutto. Ringrazio tantissimo ancora tutte le persone che mi hanno seguito, hanno visto i miei video, mi hanno contattato, sono state tantissime, davvero non pensavo che erano così tante, ed ho aiutato specialmente coloro che hanno visto i video e senza aver senza aver parlato con me, sono usciti tramite i video da solo ad arrivare a più di 9.000 e 10.000, sono stato contentissimo per questo, per loro. È questo, queste sono le opzioni binarie. Cosa posso dire? Non posso dire niente, cioè, io mi diverto tantissimo anche qua investendo, anche oggi ero a 200 erotti, sono a 1340, anche gli altri giorni con 24 option sono arrivato abbastanza, investivo poco perché avevo problemi familiari, però adesso è tutto a posto, e niente, per qualsiasi cosa contattatemi alla mia email, ed quando potrò vi risponderò a tutti, sì, questo. Allora, arrivederci, ed non so, ho dimenticato qualcosa? No, ho detto tutto. Buon proseguimento, ed a presto, cosa dire.